Ciao tifoso partenopeo, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella per continuare a ricevere le ultime notizie dal Napoli. Il Napoli sfida la Roma, nel mirino c'è Aouar, a giugno si libera a costo zero. Il Napoli avrebbe messo nel mirino il giocatore che a giugno si libererà a costo zero dal Lione, ma la concorrenza è davvero alta. La stagione calcistica 2022-2023 è in pieno svolgimento, ma i club sono già al lavoro per la prossima annata e su rinforzare i rispettivi organici. Una grande occasione da cogliere è sicuramente Houssem Aouar. Lascerà il Lione a giugno al naturale decorrere dei termini contrattuali e sta ancora valutando tutte le richieste che gli sono arrivate nelle ultime settimane. L'Eintracht Francoforte e il Betis hanno già avanzato delle proposte concrete e attendono una risposta a stretto giro di posta, ma la sensazione è che il talento francese stia aspettando la chiamata giusta dall'Italia. Ci sono stati dei contatti con il Milan, ma ora Maldini sembra avere altre priorità. La Roma ha avuto più di un contatto con i suoi rappresentanti. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l'ultimo club a essersi iscritto alla corsa per Aouar è il Napoli. Il centrocampista offensivo del Lione è una delle opzioni insieme a Samardzic dell'Udinese e Baldanzi dell'Empoli. I costi per le commissioni e l'ingaggio sono importanti. I 4 club interessati sono stati avvisati. Houssem non ha fretta e vuole scegliere il progetto migliore per dare una svolta definitiva alla sua carriera. Tifoso azzurro, cosa ne pensi di Houssem Aouar? Vorresti questo trasferimento al Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale. Tornerò presto con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!